Quello che vedete alle mie spalle è l'ingresso dello stabile degli uffici comunali che sono stati oggetto nei giorni scorsi di visita ispettiva da parte dei carabinieri unitamente al personale dell'ASP. Siamo in via Beneficenza Mendola a Favara e questa struttura attualmente ospita diversi uffici comunali. Diversi decenni fa era anche stata adibita a caserma dei carabinieri, poi è stata sospesa qualsiasi attività, è ripresa con la scuola, infine di nuovo la chiusura e poi il ritorno con gli uffici comunali nella scorsa amministrazione della sindaca Alba nella politica di dismettere gli affitti per riuscire a guadagnare qualcosa e rimpinguare il bilancio. Un palazzo, uno stabile che da sempre ha dato oggetto a parlare perché le carenze non tanto strutturali ma sicuramente funzionali sono tante. Gli stessi impiegati ma anche i cittadini che fruiscono dei servizi si sono spesso lamentati della poca praticabilità di questi uffici, la mancanza di riscaldamenti e qualsiasi altro servizio che possa rendere degno uno stabile di essere un ufficio pubblico. Qualche mese fa anche la competente commissione comunale ha fatto un'ispezione redigendo un verbale nel quale venivano evidenziate quelle che sono le tante carenze. Carenze, dicevamo, riportate anche dai quotidiani, dai giornali, evidenziate dagli stessi impiegati. Emblematica qualche anno fa la foto e il video di diversi topi che ballavano sopra i faldoni o comunque di altre cose che non rendono proprio tale questo stabile a ufficio comunale. I carabinieri e i tecnici dell'ASP hanno evidenziato diverse carenze, hanno redatto il verbale comunicandolo naturalmente all'amministrazione comunale per prendere i dovuti provvedimenti. Le immagini che vedete naturalmente sono esterne ma già danno sicuramente un grande segnale di quello che lo stabile, che è molto datato come anno di costruzione, dà. La politica di dismettere gli affitti, dicevamo, ha portato qui diversi uffici comunali che adesso rischiano di essere trasferiti se il comune nella immediatezza e in relazione a quello che è stato il risultato del verbale degli organi preposti all'ispezione non vi porranno direttamente soluzione. Ricevuto il verbale da parte dei carabinieri e dei tecnici dell'ASP, il sindaco di Favara Antonio Palumbo in un post ha evidenziato che in realtà ci sono delle carenze in questo edificio, un edificio naturalmente che la sua amministrazione ha ereditato così, ma in questi quasi 2 anni di amministrazione ancora non ha provveduto per quanto riguarda la giusta sistemazione. Ed è emblematico, e ve lo vogliamo anche evidenziare, quello che c'è sul portone, ovvero la scritta. Quel "voglio i soldi", scritta almeno 3-4 anni fa da non si sa chi, è ancora lì. Cioè non c'è stata la possibilità con 2 colpi di pennello di eliminare questa scritta, il che forse vuol dire che in realtà ci sono molti problemi affinché questo stabile possa essere ristrutturato e possa diventare veramente un ufficio pubblico con tutti i crismi che la normativa richiede.